Sindaco, questo albergo diffuso non è solo importante dal punto di vista economico, ma l'avete detto anche un'opportunità per la rigenerazione urbana e sociale della comunità di Solighetto. Soprattutto è un grande processo culturale di cambiamento in cui la pubblica amministrazione si mette a disposizione con delle idee per valorizzare e dare una nuova vita appunto alla frazione di Solighetto, che diventi un modello per altre parti, per altri borghi oggi che iniziano a spopolarsi, in cui non c'è attrattiva magari economica. Quello che vogliamo fare è proprio invertire pesantemente con questa opportunità, questa tendenza. Bene, allora Fondazione Fabbri in questo progetto ha tre ruoli. Allora, il primo è un ruolo alto, che è quello di pensare e progettare un progetto culturale sul quale si innesta l'albergo diffuso, quindi molto alto e molto ampio, che crea sinergie, crea occasioni. Il secondo è stato quello di supporto tecnico all'amministrazione, per cui attraverso la nostra attività di ricerca, mia e del gruppo di lavoro, abbiamo creato le condizioni per portare a casa questo grandissimo risultato. E il terzo, ma che lascio per ultimo solo per ordine così di spiegazione, è il fatto che Fondazione Fabbri sarà il primo soggetto attuatore della progettualità dell'albergo diffuso, perché attraverso le sue proprietà sta già partendo con la progettualità e con la ristrutturazione dei fabbricati che rappresenteranno il primo passo operativo e concreto per attivare l'albergo diffuso. Lei l'ha detto prima, qui non si aspettano i grandi numeri, però un turismo di qualità. L'albergo diffuso va in questa direzione. Sì, diciamo che qualcuno si aspettava grandi numeri. Io nella mia visione del territorio preferisco pensare magari non al milione di turisti, ma a una frazione di questo milione, ma fatta da persone che vengono qui e vivono veramente il territorio, iniziano a conoscerlo, iniziano a innamorarsi, a girarlo lentamente e magari tornano anche dopo un anno, dopo 2 anni. Ci sono altri esempi sul territorio nazionale di territori come questo che hanno avuto questo risultato e noi dobbiamo puntare a quello, cioè turismo slow, turismo di qualità che veramente viene e si innamora delle nostre magnifiche colline.